Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 450 migranti sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera, 79 sono stati trasferiti al porto di Pozzallo, 200 saranno fatti sbarcare a Catania, 50 ad Augusta e un centinaio a Messina. I migranti si trovavano in condizioni di salute precarie a bordo di un peschereccio a circa 50 miglia al largo di Portopalo di Capopassero. I carabinieri della compagnia di Noto sono intervenuti all'interno di un'abitazione di Rosolini in cui era attivo uno spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, una cinquantenne, all'arrivo dei militari ha provato a disfarsi della sostanza stupefacente che teneva in casa. È un ragazzo di 19 anni, la persona che ieri pomeriggio nella stazione ferroviaria di Cardillo a Palermo è stata investita da un treno regionale diretto a Punta Raisi. Sarà compito degli investigatori capire se si sia trattato del gesto volontario o di un incidente. È importante che il governo italiano non abbia fretta e presenti un progetto ben fatto per il ponte sullo stretto di Messina. Per avere un rating ottimo e una posizione competitiva, il progetto deve essere solido, lo ha detto la commissaria europea per i trasporti a seguito dell'incontro con il ministro Salvini. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.